Ex caserma Serena, ospite di 26 anni aggredisce medico ed infermiere, poi minaccia i poliziotti, arrestato. Intanto la conta dei positivi nella struttura sale a 136. Protesta dei migranti ospitati alla Croce Rossa di Jesolo dopo essere stati convinti ad eseguire il tampone decisivo per poter uscire. I timori del sindaco: se ci fossero nuovi positivi si rischierebbero altre tensioni. Caseri, il piccolo di 4 anni travolto dal cancello, ha donato gli organi, ora 3 bimbi vivono grazie a lui. Il sindaco annuncia il lutto cittadino nel giorno dei funerali. Poche tutele sul posto di lavoro, ballerine di lap dance iscritte alla CGIL firmano un'avvertenza contro il titolare di un locale notturno di Preganziol. Alla Gipsoteca di Canova turista si siede sulla statua di Paolina Bonaparte per scattare un selfie e frantuma 3 dita di un piede della statua, potrebbe far parte di una comitiva austriaca. Picco di caldo, termometro oltre i 35 gradi, molti si mettono in strada verso mare e montagna, nuove code verso le Dolomiti, nel Bellunese interviene la protezione civile. In Veneto partiti ufficialmente i saldi, ma i pochi soldi da spendere e le promozioni anticipate a luglio frenano gli acquisti nei capoluoghi. Ben ritrovati con l'edizione del Veneto dei nostri telegiornali. In primo piano i dati relativi all'andamento del contagio da coronavirus nella nostra regione sulla base dei dati forniti dall'azienda Zero relativi alle ore 17. Questa sera dunque altri 24 positivi al Covid che fanno salire a 52 il numero complessivo di contagiati nella regione nelle ultime 24 ore, 12 nel Padovano, 17 nella Marca, 16 nel Veneziano, 2 in provincia di Verona ed 1 a Vicenza. Non si registrano nuovi decessi, con un totale complessivo di 2075 persone morte dall'inizio dell'epidemia. Stabile anche il numero dei ricoverati negli ospedali del Veneto, 20 nei reparti di degenza ordinaria, 7 in terapia intensiva. Ed ora andiamo nel Trevigiano, perché anche oggi ci sono stati attimi di tensione alla ex caserma Serena di Treviso. Dopo la devastazione dell'infermeria, nuova violenza ad un medico e ad un infermiere. Vediamo il servizio. No, allora c'è ancora qualche problema per questo servizio, nell'attesa che sia possibile mandarlo in onda. Continuiamo a parlare di migranti e Covid e andiamo a Jesolo, perché anche qui continuano ad esserci tensioni e proteste. Stiamo parlando dei migranti che sono ospitati alla Croce Rossa. Dopo essere stati convinti ad eseguire il tampone, l'ultimo decisivo per poter uscire dalla struttura, rimane però la preoccupazione del sindaco. Se ci fossero nuovi positivi, dice, un ulteriore periodo di quarantena, dovremmo affrontare nuove tensioni. Vediamo. Blindati in attesa dell'esito dei tamponi, su di loro gli 85 migranti ospitati dalla Croce Rossa di Via Levantina a Jesolo. Vigila una task force per impedire che escano violando la quarantena, specie dopo i 2 giorni di proteste e tensioni sedate dalle forze dell'ordine in presidio stabile ormai da settimane. Proteste che hanno messo in allarme anche i bagnanti quando hanno visto avanzare una ventina dei migranti ospitati in struttura verso la rete che li distanzia dalla spiaggia libera, impugnando striscioni di protesta. Fateci uscire, non abbiamo il Covid. Visto che al terzo tampone è risultato negativo, si sono visti negare dall'ULSI il permesso di lasciare il centro e la necessità sanitaria di doversi sottoporre al quarto tampone. E allora il copione si è ripetuto perché il gruppo si è opposto ad eseguirlo. Dopo ore di tira e molla, forze dell'ordine, operatori dell'ULSS, 4 con in testa il direttore Carlo Bramezza, sono riusciti a sedare la rivolta e a convincerli a sottoporsi al test decisivo, che per loro rappresenta l'esito verso la libertà. Purtroppo alcuni degli immigrati della Croce Rossa non volevano fare il tampone, poi è stato raggiunto un accordo con l'aiuto anche della prefettura di Venezia, col quale è stato firmato appunto questo accordo, in cui è previsto che se tutti i tamponi fatti ieri risultano negativi, da appena arriva l'esito, che arriverà questa notte e domani mattina, potranno circolare liberamente in città.
E se dovessero esserci nuovi positivi sul centinaio di tamponi effettuati ieri, sia sui migranti sia sugli operatori della Croce Rossa che li seguono, la quarantena verrebbe necessariamente protratta e quel che preoccupa sono proprio le eventuali nuove reazioni. La paura è proprio questa, che qualora ci siano dei positivi e che secondo i protocolli sanitari dovrebbero stare ancora in quarantena, che queste persone si rifiutino, ma io spero che riusciamo in tutti assieme a farli ragionare e che non solo per il loro bene è prudente che stiano in quarantena, ovviamente se ci sono positivi, ma anche per il nostro turismo, le nostre persone, il nostro popolo. Un centro che da metà luglio è sotto l'occhio del ciclone. Erano stati trovati 42 migranti positivi, poi tutti trasferiti a Cavarzere, e un operatore della Croce Rossa, mentre gli altri 85 migranti negativi erano rimasti in strutture in isolamento fiduciario. Una situazione difficile, dice il sindaco, che vorrebbe una sede diversa per gestire l'emergenza, specie in piena stagione turistica. A Treviso ora, dove si sono verificate nuove tensioni all'ex caserma Serena, vediamo. Nuova violenza all'interno della caserma Serena. Questa mattina sono dovuti entrare gli agenti della Celere per bloccare un 26enne dal Gambia, tra l'altro negativo al test, che ha aggredito un medico e un'infermiera dopo aver sfasciato un computer, una stampante e altro materiale sanitario. Straniero che ha cercato anche di affrontare la polizia con una spranga metallica dopo aver tentato inutilmente la fuga e che ora si trova in cella a Santabone in attesa del provvedimento che lo espelle dal programma di protezione e quindi anche dal centro di accoglienza. Il soggetto evidentemente in qualche modo deve essere neutralizzato, perché poi si tratta di una persona in sostanza che con i suoi comportamenti sta mettendo a dura prova la pazienza di tutti, ma soprattutto l'efficacia di quello che si fa all'interno della caserma per cercare di venire fuori il prima possibile da questa situazione. Situazione contagi che tra l'altro si è aggravata con altri 4 richiedenti asilo positivi ai test su 5 stranieri tornati solo nelle scorse ore all'interno della caserma tra Treviso e Casier. Crescono quindi a 137 i positivi su 297 profughi all'interno del centro di accoglienza, dove anche oggi c'è stata la conferma da parte di migranti che esiste ancora promiscuità tra positivi e non. Una commistione tenuta dagli stessi per ragioni di etnia e di religione. La caserma è stata sanificata e ASL e gestore hanno individuato la parte che doveva essere la palazzia destinata agli uni e agli altri. In parte questa cosa è stata già fatta, la parte che non è stata fatta non perché non viene fatta perché il gestore o chi altro, è perché gli stessi ospiti finora hanno frapposto difficoltà, appunto aizzati da qualcuno. Si sta cercando di intervenire proprio per questo, perché altrimenti non capiscono tra l'altro che il problema è loro, perché si prolungherebbero i tempi delle quarantene, delle uscite. Motivazioni che lunedì mattina il direttore generale dell'ULSS cercherà di spiegare direttamente ai migranti. Abbiamo intenzione lo dicevo anche Sua Eccellenza il Prefetto, di fare tamponi ogni 7 giorni per monitorare la situazione. Credo che se sarò autorizzato con i miei entrerò anch'io, perché voglio rendermi conto un po' di questa situazione. Direttore che probabilmente incontrerà anche alcuni cittadini che vivono da 5 lunghi anni questa difficile vicinanza. Siamo molto preoccupati, perché è vero che la Serena è di là della strada, ma le finestre sono aperte, loro si affacciano alla finestra, sono qua, e noi come possiamo capire che il virus rimane di là e non conosca i confini? Ed ora la tragedia di Dosson, il piccolo Tommaso Tiveron travolto dal cancello della nuova casa in costruzione. I genitori hanno deciso di donare gli organi ed ora 3 altri bambini vivono grazie a lui. Tutta la cittadinanza chiedeva il miracolo che venisse fatto a Tommaso e invece è stato Tommaso a farlo, perché ha donato gli organi e li ha donati a 3 bambini. Il cuore e i reni del piccolo Tommaso Tiveron hanno salvato la vita di 3 bambini, i trapianti nella notte. Il suo cuore continua a battere. La sua anima è volata in cielo venerdì sera, accompagnata dalle preghiere instancabili di una famiglia e di un'intera comunità, che lo hanno seguito fino all'ultimo e fino all'ultimo hanno sperato. Ma le lesioni riportate sono risultate troppo gravi e a nulla hanno valso i tentativi dei medici di salvarlo, operando per 2 volte il piccolo alla testa. Tommaso è espirato dopo 2 giorni di agonia e di speranze accanto a mamma Valentina e papà Gianni, una famiglia oggi distrutta dal dolore. Tanto,
sia i nonni sia soprattutto i genitori e tutti i loro familiari naturalmente, come anche tutti noi cittadini, perché è una scomparsa veramente che è stata inaspettata per una tragedia che non ci si aspetta mai che colpisca nessuno, ma neanche un bambino ingenuo come Tommaso. La magistratura indaga ora per omicidio colposo. Sono già state acquisite tutte le informazioni e ascoltata la ditta che ha fabbricato il cancello. La casa di via 4 novembre in cui la famiglia doveva andare a vivere a breve è ancora un cantiere. La cancellata in ferro imponente non era stata elettrificata, la sua chiusura era ancora manuale. Bisognerà capire perché quel cancello si è sganciato improvvisamente, travolgendo Tommaso, l'ultimo probabilmente ad uscire quella sera di casa insieme alla famiglia. Il negozio di parrucchiera della famiglia ha abbassato le serrande da ieri e mentre si attende il nulla osta per la sepoltura, anche la comunità di Dossona si prepara a dare l'ultimo saluto a Tommaso. I funerali potrebbero essere a metà della prossima settimana, giorno in cui potrebbe essere indetto anche lutto cittadino. Non nascondo la volontà di poter avere questa giornata dedicata a Tommaso. Oggi le parole non servono più, è il momento del silenzio per la famiglia, cui oggi almeno è arrivato questo conforto, questo raggio di luce, perché il loro amato Tommaso vive in altri 3 bambini come lui. E dramma nel Padovano, un operaio di 38 anni si è ucciso sparandosi con un fucile la scorsa notte all'interno della propria abitazione a Fontaniva, forse per la vergogna di essere stato fermato e sanzionato ieri sera per guida in stato di ebbrezza. Era stato fermato dalla polizia mentre era alla guida del proprio scooter. Il corpo senza vita è stato trovato nelle prime ore di oggi dalla fidanzata che viveva con lui. Un'escursionista di Verona di 27 anni è rimasta ferita al volto dalla caduta di un sasso mentre con il compagno si trovava nei pressi del rifugio Fraccaroli nel comune di Ala in provincia di Trento. Dopo averle prestato le prime cure per un sospetto trauma cranico, i soccorritori l'hanno caricata a bordo per trasportarla fino all'ospedale di Verona. Intanto non ce l'ha fatta l'escursionista trevigiano rimasto ferito ieri pomeriggio in Friuli, troppo gravi le lesioni riportate cadendo da Forcella Duranno. È morto poche ore dopo il ricovero in ospedale l'escursionista 61enne di San Vendemiano Andrea Virzì, rimasto gravemente ferito ieri pomeriggio sotto gli occhi dei 2 compagni sulla Forcella Duranno a Cimolais in Friuli. Una tragica fatalità secondo i soccorritori, la caduta di Virzì rotolato per 200 metri. L'incidente ad alta quota, 2200 metri, immediato l'intervento dell'eli soccorso che ha trasportato in ospedale a Udine il 61enne in condizioni gravissime. L'escursionista stava compiendo una difficile discesa quando è scivolato finendo contro le rocce. Nell'impatto ha perso il caschetto protettivo rimanendo a terra privo di conoscenza. I soccorritori sono riusciti a stabilizzarlo ma all'ospedale Santa Maria della Misericordia le sue condizioni si sono rivelate troppo gravi ed è morto poco dopo. Negozi di parrucchiera e saloni di estetica presi di mira dai ladri nelle ultime ore. Accade a Vicenza, vediamo. È scoperta alle 4:30 questa mattina e ci siamo ritrovate con un'altra porta di ingresso del salone, vetri sparsi ovunque e purtroppo sì, è stato un brutto 1° di agosto. Siamo in Viale Grappa a Vicenza, è l'ultima spaccata in ordine di tempo della striscia che ha colpito i negozi di parrucchiere e saloni di estetica per pochi spiccioli. I soldi chiaramente erano meno di zero, praticamente a parte le monetine, ma hanno portato via degli strumenti di lavoro a livello di elettronica, quindi un computer e un tablet che a noi servono proprio per dare il servizio migliore ai clienti. E pensare che proprio il giorno prima avevano disdetto il servizio di sorveglianza. Ci spostiamo di pochi isolati, siamo in quartiere San Giuseppe, qui la notte prima, stessa scena, racconto simile. Praticamente loro hanno sfondato la vetrina, perché adesso quella che vedete è nuova, ovviamente è costata parecchio. Siamo arrivati, c'era un buco enorme, loro sono entrati e tra l'altro io ho anche un impianto d'allarme collegato in centrale che non è scattato perché loro probabilmente hanno visto il sensore, sono strisciati. Sono andati al banco cassa, hanno scardinato il cassetto e hanno portato via il contenuto che comunque erano monetine. Spiccioli, qualche tablet, l'ansia di svegliarsi alla mattina e scoprire il negozio depredato. Siamo terrorizzati comunque perché a una collega so che è successo 2 volte
consecutive. Ed eccoci da Doriana, a San Lazzaro, è lei la vittima dei 2 colpi in una settimana. Hanno scassinato la porta, rotto il vetro di accesso, sempre per pochi spiccioli. 2 volte nella settimana, cioè non è tanto normale, quindi secondo me ci vorrebbe un po' più di vigilanza, anche perché eludono le telecamere, hanno tirato via la telecamera della farmacia, quella della cartoleria. Parrucchieri e saloni di estetica tornati a lavorare dopo il lockdown sono loro adesso nel mirino dei ladri. Dopo 2 mesi di chiusura è un colpo basso a dir poco, però ci rialziamo ogni volta. Il presidente del Veneto Zaia ha indetto per il 20 ed il 21 settembre le elezioni del Consiglio regionale del presidente della Giunta regionale con un decreto pubblicato sul bollettino della regione. Era stato lo stesso Zaia ad annunciare di voler porre la firma sul decreto che indice le elezioni l'ultimo giorno possibile. Il decreto presenta quindi la data del 30 luglio, avvio della macchina elettorale, con termine per la presentazione delle liste entro il 20 di agosto. Andiamo ora a Possagno. È sopravvissuta ai bombardamenti della Grande Guerra e ora deve guardarsi anche dai turisti maleducati. La statua in gesso di Paolina Borghese Bonaparte, opera di Antonio Canova, custodita appunto alla Gipsoteca di Possagno, ha subito ieri un grave danno da parte di un visitatore. Sentiamo. E nella tarda mattinata un gruppo di visitatori è stato qui presso di noi e purtroppo un membro di questo gruppo ha fatto un danno alla Paolina Borghese. 3 dita del piede destro sono andate in frantumi, come era già successo anche in un'altra occasione. Il colpevole dovrebbe far parte di una piccola comitiva di 9 austriaci che avevano prenotato la visita e quindi dovrebbero essere facilmente rintracciabili. Importante è il ruolo della Guardiania, che ha subito recuperato i frammenti e lanciato l'allarme. Abbiamo chiamato i carabinieri di Pieve del Grappa, abbiamo chiamato la soprintendenza e poi ovviamente abbiamo lavorato di concerto con il nostro restauratore. I tempi del restauro non sono ancora stimabili, ma è importante ricordare la fragilità di luoghi come questo. Noi qui ci troviamo in uno dei musei più fragili al mondo, è una gipsoteca, quindi una raccolta di gessi, e quindi i visitatori fruendo delle opere devono comunque prestare la massima attenzione, devono tenere le distanze di sicurezza. Ai visitatori viene chiesto di portare lo zaino davanti al torace e l'auspicio è che si possa individuare al più presto il colpevole. La speranza è proprio questa, abbiamo ovviamente fornito ai carabinieri tutte le informazioni in nostro possesso, più il filmato che lo riprendeva durante appunto il danno. Quindi tutti i dati necessari sono in mano dei carabinieri, loro stanno conducendo le loro indagini, quindi la speranza è che il responsabile venga individuato, nome e cognome, e che abbia appunto che paghi i danni causati all'opera. Andiamo ora sulle Dolomiti. La Regione Veneto ha inviato a Roma la richiesta per il riconoscimento dello stato di calamità firmato dal sindaco Tatiana Pais Becker per il maltempo che ha interessato Auronzo di Cadore nella serata di mercoledì scorso. Nel paese delle Tre Cime proseguono intanto i lavori di pulizia. Ad Auronzo volontari della Protezione Civile e comuni cittadini hanno eseguito anche oggi i lavori di pulizia di strade, marciapiedi e tombini. Lunedì mattina inizieranno i lavori dei servizi forestali per la messa in sicurezza dell'alveo del Rio sopra il cimitero di Villa Grande ed è una corsa contro il tempo per offrire ai turisti un'immagine più rassicurante del paese delle Tre Cime di Lavaredo, pesantemente colpito dal nubifragio di lunedì scorso. I danni sono notevoli. Il sindaco Tatiana Pais Becker ha firmato la richiesta di stato di calamità naturale che la Regione ha già inoltrato a Roma. Le operazioni di soccorso e di aiuto sono state molto veloci, quindi io auspico che nei prossimi giorni inizino anche i lavori di somma urgenza per la messa in sicurezza di questo Rio
in modo da evitare un nuovo straripamento in caso di altre precipitazioni così violente. Ma il maltempo eccezionale ha causato danni in tutto il comune, che ha un'estensione di 220 km². Frane e smottamenti si sono verificati in diverse zone della Valle d'Ansiei e in alcuni casi hanno spazzato nuovamente i lavori appena conclusi realizzati nel post Vaia. Un duro colpo a ridosso del clou dell'estate. Gli alberghi sono partiti molto a rilento, hanno iniziato a riempirsi invece che a giugno, verso la metà di luglio. C'è una grandissima richiesta di appartamenti che ormai sono tutti esauriti fino a fine agosto, quindi eravamo partiti anche con grande ottimismo perché l'afflusso di turisti è notevole, soprattutto turisti italiani. Il primo cittadino è fiducioso, sapremo offrire il meglio in attesa dei turisti e di quanti arriveranno per il raduno della Lazio. E il territorio devo dire che adesso è sotto controllo perché è monitorato giorno e notte, insomma, dalla protezione civile che ci ha rassicurato, e anche dai servizi forestali. Inoltre una ditta da ieri è già al lavoro per ripulire tutto l'alveo di questo rio che aveva intasato poi una condotta che porta al lago di Santa Caterina. Primo weekend di agosto, in coda per i turisti sulle principali direttrici della provincia di Belluno, 51 da Alemagna e sue diramazioni, 203 a Gordina. Il clou e i maggiori disagi questa mattina, quando tra l'uscita della A27 a Pian di Vedoia e Castellavazzo si è formato un lunghissimo serpentone di auto che si sono mosse a passo d'uomo. Su richiesta della prefettura, la provincia ha attivato le squadre di protezione civile per dare supporto agli automobilisti in coda e distribuire acqua in caso di necessità. Un danno per il turismo ed un disagio enorme per le comunità locali, sbotta il consigliere provinciale delegato Massimo Bortoluzzi. I rallentamenti sono stati causati anche dai cantieri a Longarone dei Movieri annunciati mercoledì scorso dal presidente dell'ANAS. Oggi non si è vista nemmeno l'ombra. E noi ora ci fermiamo per qualche istante di pubblicità. Restate con noi, a tra poco. Dei nostri telegiornali. Vertenza sindacale insolita, quella che sta gestendo la CGIL di Treviso, cui si sono rivolte le ballerine di lap dance di un locale di Preganziol. Le ragazze che rappresentiamo noi sono tutte ragazze straniere, italiane in regola col permesso di soggiorno, che avevano un rapporto di lavoro che però appunto probabilmente molto spesso era un po' nebuloso, ecco. Anche le ballerine di lap dance protagoniste di una vera e propria contrattazione insieme al sindacato con il titolare, in questo caso un noto locale notturno di Preganziol. Le ragazze, che si erano avvicinate al sindacato ben prima del Covid, hanno avuto la necessità di far sentire ora la loro voce proprio perché, a causa dell'emergenza sanitaria, il locale in cui lavoravano ha chiuso, lasciandole con una manciata di briciole in mano. E attualmente il locale, che era molto famoso negli anni scorsi, è totalmente chiuso e le ragazze sono andate tutte in disoccupazione perché non è stato possibile nemmeno fare la cassa integrazione, e ora le rappresentiamo per cercare di fargli riottenere i soldi che avanzano, regolarizzare le loro situazioni sui contributi e quant'altro. È un mondo un po' diverso dal solito, da quello che ti aspetti, ma sono lavoratrici anche loro. Condizioni contrattuali non sempre trasparenti e contributi previdenziali mai visti. Avevano dei contratti magari non perfettamente in regola, diciamo è un ambiente con varie sfumature di nero e di grigio, diciamo così, per cui in realtà adesso sono coperte dalla NASPI, quindi la disoccupazione perché si sono dimesse per giusta causa, e ci auguriamo adesso con una trattativa con l'azienda, o se vi sarà un fallimento, di fargli recuperare gli stipendi che avanzano e soprattutto i versamenti contributivi, perché comunque le ballerine, seppur di lap dance, sono delle ballerine, come le ballerine hanno diritto a un trattamento pensionistico con età anticipata per ovvie ragioni. La trattativa è partita, il titolare del locale ha fatto anche sapere di essere intenzionato a riaprire l'attività. Ci auguriamo anche che il titolare, che inizialmente sembrava che volesse chiudere del tutto, adesso dice di voler trovare un accordo per riprendere l'attività, noi ci auguriamo che sia nelle condizioni di farlo.
Ed abbiamo un aggiornamento di cronaca purtroppo tragico che ci arriva dal Padovano e relativo all'incidente che si era verificato 3 giorni fa sulla statale del Santo. Non ce l'hanno fatta il sindaco di Arzergrande di 19 anni ed un cittadino dello Sri Lanka di 51. Erano stati portati in ospedale in gravissime condizioni. E da oggi 1° agosto, primo giorno di saldi in Veneto, i negozianti si dicono abbastanza soddisfatti, i clienti però sembrano avere per ora rinviato gli acquisti. Vediamo com'è andata a Padova. Primo sabato di saldi in Veneto, com'è andata? Secondo le categorie economiche molto meglio del previsto. Noi pensavamo di aprire dopo il lockdown con un meno 70%, invece le statistiche, anzi i dati reali ci portano a un 30 e un 20%, quindi il mercato risponde, il mercato del commercio sta vivendo, soprattutto grandi dati abbastanza positivi nella parte del centro storico, quindi a differenza del centro commerciale il centro storico inizia a vivere. Forse complice il caldo o forse le ridotte capacità di spesa, i padovani sembrano però aver rinviato gli acquisti in saldo a più avanti. La pecunia da spendere c'è? Poca, io penso pochina. Dobbiamo spenderla bene, stare un po' attenti. I saldi sono sempre, uno li cerca, perché se non ha urgenza li cerca sempre un po', no? Nell'economia familiare servono. Vediamo se ci sono cose che mi servono, altrimenti no. Che cosa? Sì, c'è qualche occasione buona. È che c'è troppo caldo da sfruttare, ma comunque qualcosa c'è. Io ho anche già fatto acquisti, qualcosa per la casa da qui. Valeva la pena come prezzi? Sicuramente, penso che ci sia stata molta crisi in questo periodo, per cui c'era tanta roba, tanta disponibilità. Avete guardato allora i prezzi, se sono abbassati veramente? No, assolutamente no, non ho neanche, io torno da 2 giorni in montagna, quindi saldi niente per il momento. Per il momento, insomma. Momento. Poi all'assalto, insomma. Beh, sicuramente, cioè i saldi si aspettano per quello tutto l'anno, quindi ecco. Sicuramente lei non ha sì. ancora addocchiato quel bel capo colorato? Non ho ancora addocchiato niente. Secondo me molta gente va a prendere questa occasione anche per uscire e insomma per godersi un po' la città, semplicemente. Ma lei non ha ancora addocchiato nessun capo che le interessa? Non ancora, ci provo forse oggi, ma con il caldo non è tanto comodo. E uno sguardo alla nostra programmazione, perché questa sera a partire dalle 21:15 ultimo appuntamento con la magia e lo spettacolo con The Magic Side of Treviso, appuntamento su Antena 3 dalle 21:15. Ed è tutto, grazie per essere stati con noi, vi lascio come sempre alle previsioni del tempo. Sarà Conegliano. Bentrovati al meteo. Anticiclone africano al capolinea. Nella giornata di domenica 2 agosto cambia il tempo. Il dettaglio con l'aiuto della nostra grafica. Sul Veneto l'alta pressione si indebolisce, al mattino sarà asciutto con tanto sole dappertutto, con il passare delle ore e soprattutto in serata peggiorerà con l'arrivo di qualche rovescio temporale localmente anche forte e accompagnato da grandine. Vediamo anche le temperature che risulteranno essere in lieve calo, minime tra i 17 e i 23 gradi, valori massimi invece tra 27 e 34 gradi all'incirca. Ci spostiamo ora sul Friuli Venezia Giulia, anche qui la situazione non cambia, inizialmente bel tempo con ampio soleggiamento, poi precipitazioni via via più diffuse. Temperature minime fino a 23 gradi, massime sui 30-33 all'incirca. Infine uno sguardo al Trentino Alto Adige, tempo in peggioramento anche qui con piogge piuttosto diffuse e localmente di moderata intensità, specie a partire dalle ore pomeridiane. Temperature minime sui 19 gradi, massime fino a 31 all'incirca. Dal meteo di Antena 3 per ora è tutto, grazie per l'attenzione e arrivederci al prossimo aggiornamento. Ad
Ad accogliervi sarà Conegliano.